C'è un altro tema che mi sembra importante, quello del sorpasso della Lega sul Popolo della Libertà. Guardi, io vengo da un partito che è la Lega, che ha conosciuto momenti di gloria e momenti di difficoltà. Non mi sento di biasimare alcuno, noi dobbiamo pensare a un lavoro di squadra, a un lavoro di qualità, ed è un lavoro che già abbiamo iniziato a fare con le segreterie, con il segretario Goppo, con il segretario Giorgetti e Tortato, con Braghetto. Mentre Zaia esulta, il PDL guarda in silenzio. Il centrodestra sì ha vinto, ma da oggi, dopo 15 anni, il primo partito in Veneto è la Lega. Il fatto che il governatore sia Luca Zaia ovviamente ha fatto da traino alla Lega, questo era nelle corde. Gli equilibri nella maggioranza sono cambiati e durante gli spogli lo si capisce bene. Nella sede regionale del PDL a Padova l'atmosfera è quasi surreale. La sala stampa passa da vuota a semideserta. Dirigenti chiusi nei loro uffici. Strappare un commento sui primi risultati è difficile. Abbiamo degli house poll che sono stati fatti dalla Regione Veneto. L'unico dato che si può sapere adesso è l'affluenza scarsa alle urne, intorno al 64,5%, quindi circa 7-8 punti in meno rispetto a 5 anni fa. Questo vuol dire tutto e niente. Mi dai i dati di Lega e PDL appena sceglierai. La distanza con la Lega aumenta col passare del tempo. I minuti sembrano ore. Il recupero si fa più difficile. Allora, che novità ci sono? No, tu mi devi dire, non so io. È da un po' che non guardo i numeri, perché tanto... La forbice dei voti cresce. Dal punto di vista umano mi dispiace, però. Sabalini E taglia ancora di più i giudizi. Mi nascondo. Nei corridoi c'è chi improvvisa teorie sul sorpasso della Lega. Il popolo è vivendo una situazione altamente tragica, altamente tragica. Economia, sicurezza. Avevano bisogno che qualcuno desse loro una conferma, la Lega. I risultati sono più confortanti in alcune circoscrizioni. Tra i corridoi si sussulta. Venezia 26-33 Lega, 26-25. Dimmi, padre, 850. Il presidente uscente Giancarlo Galan non si vede. Difficile anche contattarlo al telefono. Aveva promesso 8-10 giorni di silenzio. Al vice coordinatore regionale non resta che rilasciare le dichiarazioni ufficiali sui risultati. Ha un risultato comunque ottimo di coalizione, perché credo che la coalizione superi abbondantemente il passato, quindi ottimo. Ottimo per la Lega, ovviamente meno ottimo per noi, anzi direi, insomma, in qualche maniera ci dispiace, però direi tutto sommato, se guardiamo il quadro complessivo, da qua si ricomincia, insomma, in qualche maniera, ecco. Qualcosa in realtà non è andato. Io devo domandarmi perché ho perso 3 punti in campagna elettorale rispetto alla partenza. Ma c'è anche chi guarda alla responsabilità del partito a livello nazionale. La base ha bisogno di essere anche ascoltata e non sempre le cose che devono essere calate dall'altro, giustamente, con delle scelte anche, come dicevo prima, per tenere degli equilibri. È mancato decisionismo qui? La voglia di riscatto è palpabile. Il partito, parlo a livello nazionale, deve dimostrare un riconoscimento anche a questo ruolo che il Veneto ha avuto anche in questo momento di difficoltà. Beh, in primis gratificando l'impegno del Presidente Berlusconi, del Presidente Galan che ha avuto in questi anni. Scusi, perché Galan merita un riconoscimento a livello nazionale importante per il suo impegno e per quello che lui ha fatto. Quando Zaia appare trionfante in TV, nella segreteria del PDL tutti lo guardano e lo ascoltano, in silenzio. Insomma, le conclusioni sono chiare. Lavorare assieme, governare assieme, per il bene cambiare. Lavorare appunto per la coalizione, ma soprattutto per riportare il PDL come nel passato. Oggi il via vai continuo di ospiti, giornalisti e politici nella segreteria durante gli spogli sembra un ricordo. Questa volta il vento della Lega ha sgombrato le stanze. Alla sera la sala stampa è ancora vuota.